Eccoci qui, ciao a tutti, benvenuti alla sesta puntata con il meglio di Casa Cus. In totale sono 26 puntate della seconda stagione del programma che vi racconta gli atleti e i dirigenti del Centro Universitario Sportivo di Cagliari. Ce l'ho velato, come si vede bene da queste immagini. Qui non siamo ovviamente negli studi di Radiolina, così come da 6 puntate a questa parte, ma siamo insomma a casa mia, insomma, vi porto nel terrazzo e quindi insomma andiamo a raccontare un po' quello che è successo in questa settimana al Cus. Non tanto, sembrerebbe non tanto, ma in realtà come sempre noi andiamo un po' a curiosare nelle case dei nostri atleti all'insegna del motto "Io resto a casa", che è sempre l'hashtag che vedete sotto sulla sinistra. Cosa vedremo in questa puntata? Andremo a casa dei nostri atleti, andremo a vedere l'intervista doppia con Marcello Sanfelice e Ivan Scioni, e poi andremo anche a vedere due piccoli pezzi di Insta Casa Cus, che è il programma che abbiamo lanciato due settimane fa nella nostra pagina Instagram, e oggi vedremo Valentina Zucca e Andrea Fa. Ma iniziamo subito. Come sempre vi ricordo i nostri contatti, quindi la nostra pagina Facebook da cui state vedendo questa puntata, ma anche il nostro profilo Instagram Cus Cagliari Official. Andiamo a curiosare a casa di Sara Paschina, la nostra atleta della squadra di atletica leggera, che ci racconta un po' come si sta allenando in queste giornate e soprattutto che sta facendo a casa. Molti video su TikTok, sappiatelo. Sara Paschina. Ciao Andrea, ciao a tutti amici di Casa Cus. Io ho appena finito il mio allenamento quotidiano. Anche se non è facile, lo sappiamo tutti, non è facile riuscire ad adeguare le nostre esigenze di sportivi, ma anche per chi non è un atleta è possibile però riuscire ad allenarsi anche in quarantena. Ormai la mia routine è cambiata. Se prima la mattina andavo in pista e mi allenavo 1-2 ore col mio allenatore e le mie compagne di squadra, adesso mi alleno da sola a casa, ma non mi alleno poco né poco intensamente, perché comunque grazie ai consigli del mio allenatore Pompilio riesco in ogni caso a conciliare questa nuova situazione con i miei impegni di atleta, quindi tanto potenziamento. Anche se non abbiamo tanti oggetti in casa, se non abbiamo tanti attrezzi, è comunque possibile. Si possono usare ormai le famosissime bottiglie dell'acqua che vedo in tantissimi video, in tantissime dirette, i bastoni delle scope. Io ho la fortuna di avere molti attrezzi in casa e quindi riesco a fare davvero tanto potenziamento, che spero e sono anzi sicura mi servirà poi un domani quando riuscirò a tornare in pista, e cercherò di trasformare questa forza che sto facendo e praticando ogni giorno anche in velocità, si spera. Vi auguro di riuscire anche voi a passare questa quarantena nel miglior modo possibile, da sportivi e non. Io riesco anche un po' a correre ogni tanto perché ho una via di casa che mi consente di fare magari qualche allungo, e per esempio oggi ho fatto i 60 metri e gli 80 metri, ovviamente rispetto alle regole al 100%, fatelo anche voi. Speriamo di tornare presto a rivederci in pista e poter correre liberi e sereni. Un bacio e un abbraccio, ciao! Grazie mille Sara, e come sempre speriamo di rivederci presto sui campi del Cus Cagliari. La mia cartelletta solita e un vento incredibile, anche se spero che voi non lo sentiate dal microfono, ci portano a casa di Andrea Fa per la rubrica Insta Casa Cus, che ci racconterà il suo percorso di studi e quando insomma è andato in giro per l'Europa tra Milano, San Pietroburgo e Cagliari, e poi soprattutto ci racconterà i suoi 10 gol stagionali in una diretta che è stata molto ben vissuta e commentata dai suoi compagni di squadra. Andrea Fa. Con la facoltà, allora, prima lavoravo nel settore alberghiero e ho voluto cambiare completamente carriera. Avevo fatto delle esperienze in Inghilterra, ci ho vissuto un anno, ho vissuto anche in Russia, a San Pietroburgo un anno, e poi da lì, avendo imparato le lingue per adattarle poi al settore alberghiero, ho colto la palla al balzo e mi sono voluto iscrivere in una facoltà qua a Cagliari, quindi tornare a casa, perché ho preso questa decisione quando stavo lavorando a Milano. Sono tornato qua a Cagliari, ho cominciato l'università e poi ho cominciato il percorso, ecco. Facevo il receptionist, ho cominciato qua al Forte Village all'età di 20 anni, 21 anni, poi mi sono subito trasferito in Inghilterra, sono stato là un anno e sono ritornato a lavorare al Forte Village, un po' di avanti e indietro, e poi 4 anni fa sono andato a San Pietroburgo.
e poi da lì sono ritornato qua sempre per lavorare, e poi ho cambiato strada a 26 anni. Devo essere sincero, io avevo incominciato a studiare quando avevo finito le superiori all'età di 18 anni, però non avevo trovato la mia strada, mi ero iscritto in ingegneria, ma avevo subito capito che non era la mia strada, volevo cominciare subito a mettere magari qualche soldino da parte, ecco, mettiamola così. Il pensiero è stato subito quello, così mi sono buttato nel settore alberghiero, mi era piaciuto tanto, ho fatto un master con loro al Forte Village, e quindi diciamo per prendermi una sorta di specializzazione per entrare a scalare un po' la piramide del settore. Poi ho cambiato completamente perché mi sono detto a 26 anni che quella non era la strada che volevo fare, onestamente, che dal punto di vista accademico volevo fare qualcosa di più, ed è stata una decisione sì difficile a 26 anni, ma non mi ha stravolto completamente le cose, perché comunque mi sono adattato subito, quando studio è stato molto difficile, però mi ha dato, diciamo, la voglia di proseguire la carriera, soprattutto avevo un obiettivo chiaro in testa. Questo mi ha permesso adesso di fare praticamente la facoltà in 2 anni e mezzo, e però avendo già un obiettivo prestabilito, ecco, e questo mi è stato di grande aiuto. Raccontaci un po' i tuoi 10 gol. Vabbè, la maggior parte taglio subito la testa al toro, erano deviati, ma cioè, non è che fossero deviazioni, non è che tiro lì e poi entra. È questo che mi recriminano i miei compagni, sicuramente stavano vedendo altre partite quando io mi occupavo della nostra partita, insomma. No, sì, la maggior parte sono deviati, tiri in porta deviati, con deviazioni qualche volta netta, qualche volta no, però dai, non erano gol completamente puliti, e c'è stata questa cosa per 5-6 gare, cioè 5-6 gol di seguito che sono nati così, e quindi mi hanno preso in giro per questo. Grazie Andrea, e anche con te speriamo di incontrarci molto presto. Passiamo invece all'intervista doppia che abbiamo realizzato poco prima di Natale, quindi insomma torniamo indietro di qualche mese, con Marcello Sanfelice, che è responsabile dei settori agonistici del CUS Cagliari, e Ivan Scioni, che è il segretario generale. Ecco qua, Dobbiamo aver paura? Dovete aver paura, ovviamente sì. Partiamo da Marcello Sanfelice, data di nascita. 28-5-71. Ivan. 11 ottobre 83. Soprannome. Non credo di averne. Scioni mi definiscono Show. molti. No? Show. Mi chiamano Marcellino. Ecco, però insomma, sono tempi passati, caro mio. 3 aggettivi per descrivere il CUS. Ivan. Vado io? Vai. Utilizzo anche dei sostantivi. Te lo stavo per dire. Aggettivi o sostantivi? Passione, determinazione e apertura. Marcello. Familiare, rubo passione, mi fermo a 2. Sai che ti viene in difficoltà? No, volevo per me è un sogno, nel senso, è un sogno, perché comunque bisogna sempre avere degli obiettivi, progetti, però nell'intervista doppia bisogna essere concisi, stringati, va bene. Dilungare. Il vostro punto debole? Fosse stato uno. Vabbè, uno me ne serve, Ivan. Non lo so, fatelo dire a Bruno. Ce lo dice almeno Bruno. mi grazia. Ho un caratteraccio. Possiamo confermare. Scusa, però, possiamo confermare da quel punto di vista. una cosa che vi rende felici. Sono felice frequentemente quando vi vedo, soprattutto. Ecco. Quindi siete voi, insomma. Mi sto per commuovere, deve essere la natalizia, Marcello? Io quando ti vedo fare bene le puntate. Ecco. Grazie, bene. Hai tatuaggi? Avete tatuaggi? No. Vabbè, tu puoi fare Passo. Quanti ne hai? 23. Bene, a posto, perfetto. Il vostro cibo preferito? Sono la pizza, pollo. Sono veramente Proprio... tristissimo. Che amarezza. Però non può mancare una bottiglia di vino. Ecco, vabbè, questo giusto per dirci. Ivan? Io non rinuncio mai alla Sevada, se c'è. Ecco, perché giustamente delle parti vostre. Un numero preferito? 3. 28. Come vi vedete tra 10 anni? Più vecchio di 10 anni. Vabbè, grazie, Show. Dici un po' qualcos'altro, insomma. Ti vedi ancora in quell'ufficio?
Beh, spero di essere un po' più sereno, insomma, di svolgere i miei compiti in maniera diversa rispetto a quella attuale. Mettere un citofono probabilmente, però a quel punto Mettere direttamente sulla porta. Mettere Ok. un citofono, sì. Marcello, tra 10 anni? Tra 10 anni, padre di una figlia di 17. Ecco, Quindi avrai dei problemi Aiuto, notevoli. aiuto. sono dolori. Grazie Ivan e grazie Marcello, speriamo di incontrarci presto nella città della sportiva di Saduchessa e speriamo insomma di poterlo fare già dal 4 maggio, almeno negli uffici. Torniamo al nostro meglio di Casa Cus e andiamo invece a riascoltare l'intervista che abbiamo realizzato con Valentina Zucca durante Insta Casa Cus, che è il format che ogni martedì e ogni giovedì alle ore 19 vi accompagna a conoscere meglio gli atleti del Cus Cagliari e ci fa conoscere in questo caso la guardia e l'ala della scuola di basket, che ci parlerà, così come dice la cartellina, delle giocatrici più forti con le quali ha giocato al Cus Cagliari e poi di come trascorre le giornate con dei nuovi hobby. Valentina Zucca. Una giocatrice che mi piace molto perché per il modo di giocare che ha sempre avuto è naturalmente Silvia Favento, perché lei è una tiratrice, ha una percentuale di tiro spaventosa e come tutti i fan del CUS sanno, io ho un debole per il tiro da fuori, quindi questo ruolo, diciamo, è un ruolo che mi piace parecchio, quindi ho un debole per il suo modo di giocare. Un'altra giocatrice che mi è piaciuta molto, che ho conosciuto nel mio primo anno di A2, è stata Chiara Rossi, perché anche lei è una giocatrice di attacco. Mi dispiace, ho un debole per le giocatrici di attacco perché ovviamente essendo tale mi piace molto. Anche lei mi stupiva un sacco perché non si sa come, però con i suoi modi di giocare col suo modo di giocare che sembrava molto elementare anche, riusciva a trovare sempre una soluzione. La cosa che mi stupiva di più del suo modo di giocare è che lei faceva le cose, cioè io le vedevo fatte in modo molto lento, però non si sa perché riusciva a concludere sempre. Questa cosa mi stupiva da morire. E poi ovviamente Erika, come non dirla Erika, anche lei è una giocatrice di attacco spettacolare che non solo si crea le azioni non si sa come, perché io non ho ancora capito come faccia, però se le crea. E giochi insieme con lei da 2 anni, quindi ha delle potenzialità continue, insomma. Sì, infatti ho avuto modo di conoscerla in vari ambiti, contro varie squadre, in situazioni più o meno favorevoli e vantaggiose. Non parlo solo in ambito di partita, ma anche in ambito di squadra. Non smette mai di stupirmi, comunque una giocatrice proprio completa, quindi diciamo che la ammiro un sacco. Come passi le tue giornate in quarantena? Bisogna inventarsi qualcosa da fare assolutamente, perché sennò si muore di noia in questa situazione naturalmente, perché io non ce la posso fare, non sono tipa che riesce a stare lì con le mani in mano tutto il giorno al cellulare o davanti alla TV, non ce la posso fare. Diciamo che fortunatamente con le lezioni online, fortunatamente è un parolone, però vabbè, diciamo che le lezioni online occupano un po' il tempo, quindi anche di conseguenza i compiti, perché comunque la maturità alla fine quest'anno sarà un po' più semplice, ma non è da prendere sotto gamba in ogni caso, quindi diciamo che lo studio non manca, i professori avranno sempre un ruolo importante anche all'interno della quarantena, quindi. Poi vabbè, naturalmente gli esercizi giornalieri per recuperare questa gamba e vabbè, poi mi sono inventata una stupidaggine da fare per occupare il tempo, quindi nel dubbio mi sono messa a dipingere scarpe in questi giorni perché non avevo niente da fare. Hai per caso qualche scarpa da quelle parti? Sì, ne ho un paio qua. Guarda, puoi mostrarcele così. Eccole. Ah, ecco qua. Perfetto. Non sapevo cosa fare, quindi mi sono messa. Mi è partito arcobaleni sul simbolo, esatto, sì. sul simbolo di quella scarpa. Perfetto. Grazie Valentina, continua il nostro giro per le case degli atleti dirigenti. Questa volta andiamo da Matteo Coconi, che è il responsabile del volley ma anche dei centri estivi del CUS Cagliari, insomma, che ci raccontano un po' come sta trascorrendo queste giornate. Matteo. Buongiorno a tutti, benvenuti a casa mia. Andrea mi ha chiesto di fare un video più simpatico rispetto chiaramente a quello che era prima, molto descrittivo. Adesso invece siete
in un ambiente un po' più confortevole. Allora, in questo periodo cosa sto facendo? Ho scoperto ambienti della casa che non conoscevo, non è vero, ovviamente, perché la casa è minuscola, quindi sono anche da solo, sono a Cagliari perché sono rimasto qua. Sto facendo chiaramente pulizie continuamente, sistemando continuamente, facendo lavatrici come vedete di continuo, ma questo succedeva anche prima. Per il resto, tutte le ragazze e i ragazzi comunque si stanno continuando ad allenare con delle sedute di allenamento fatte in casa, chiamiamole così, con l'obiettivo chiaramente di mantenere la loro forma e di essere pronti nel momento in cui si tornerà in palestra. Per il resto loro fanno degli allenamenti non solo fisici ma anche tecnici e tattici, dove ci devono mandare loro dei video che fanno per poi ottenere delle correzioni. Se volete farli anche voi, fateli anche voi, vi manderemo qualcosa sicuramente in questo periodo, così potrete diventare dei pallavolisti fantastici. Un abbraccio a tutti, state in casa e a presto. Ciao! Ovviamente a Matteo avevo chiesto un video un pochettino più allegro e simpatico, visto che la situazione non è certo una delle migliori, però insomma Matteo si è impegnato, al secondo video si è impegnato. Chiudiamo questa puntata di Casa Cus andando a ricordarvi quello che è successo in questa settimana e partiamo le belle notizie, perché è nato Alberto Manca, figlio di Sandro Sandrone Manca, tecnico della nostra Under 16 ma anche sindaco di Sanremo, e di Sara Pedrazzini, figlia di Alberto Pedrazzini, una delle colonne del basket cagliaritano e tra i protagonisti del Bril Cagliari. A Sara, ad Alberto e al nostro Sandrone gli auguri da parte di tutti quanti noi. Dalla cittadella sportiva di Saluchessa a Zoom, perché il settore guidato da Francesco De Simone, Andrea Tia, Natar Benamara e Simone Pineda, stiamo parlando ovviamente del settore scherma, ha attivato le video lezioni per gli under 14, gli assoluti e i master, che completano così l'offerta riservata agli atleti, grazie anche ai video su YouTube rilanciati anche sui nostri canali social. Allenamenti su Zoom anche per i nostri giovani dell'hockey su prato. Proseguono gli allenamenti con il Training CUS, l'appuntamento che abbiamo inaugurato qualche settimana fa con gli allenamenti dei nostri tecnici. Sulla nostra pagina Facebook e sul nostro canale Instagram troverete gli esercizi di allenamento funzionale con Daniele De Sogus, l'hockey su prato con Fernando Orghe e poi canoa e resistenza con Andrea Argiolas. E con questo mini TG CUS chiudiamo questa sesta puntata con il meglio di Casa CUS, nonché la 26esima del programma che vi racconta gli atleti e i dirigenti del Centro Universitario Sportivo di Cagliari. Vi ricordiamo come sempre i contatti, la pagina Facebook e il nostro canale Instagram, ma anche il nostro canale YouTube, dove troverete gli allenamenti del nostro Training CUS e il sito cuscagliari.it. Grazie a tutti quanti voi per averci seguito, un saluto da parte mia, cioè da parte di Andrea Matta. Casa CUS torna tra 7 giorni.